we get it almost every night. When that moon is big and right, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno cari amici, siamo sempre qui a tenervi compagnia, speriamo che questo vi faccia piacere, no? Se no non ci seguirebbero, insomma uno può cambiare canale, ma spero non lo facciate. Allora, oggi parliamo di un progetto bellissimo, solidale, umanitario, io amo molto queste iniziative, quindi se posso ne do ben volentieri notizia. Abbiamo qui Michele Ruffato, benvenuto Michele. Allora, Grazie. Michele Ruffato è qui per parlarci di questo bellissimo progetto Viaggio di solidarietà a favore della Guinea-Bissau, uno dei paesi africani, ma in generale al mondo, più poveri che ci siano, ovvero bisognoso davvero di tutto. Allora, Michele, tu sei in prima linea, insomma, impegnato in questo progetto Save Guinea, che vede anche la partnership, insomma, l'impegno concreto di Radio Company, vero, dove tu lavori, ti Esattamente. occupi degli eventi. Allora, questa era una piccola introduzione. Ora, visto che di cose da dire ce ne sono tantissime, ti passo la parola così ci descrivi al meglio tutto quello che avete fatto, perché è partito da pochissimo, il 15, vero, di febbraio, questa spedizione, quindi tutte le iniziative e la concretezza reale di questo progetto a favore della Guinea. Grazie del passaggio della parola, un saluto a tutti i telespettatori. E li salutiamo volentieri, cari. Il progetto parte nel 2006 con la creazione appunto di Abbraccio Company, Radio Company che da anni è coinvolta nel territorio veneto, friulano, con manifestazioni ed eventi dove raggruppa nelle piazze migliaia di persone. Cercava da un po' di anni di sposare un progetto sociale che desse l'opportunità, visto che comunque a contatto con parecchi giovani, non solo, desse l'opportunità di raccogliere dei fondi da destinare poi a delle modalità che si potevano seguire direttamente dal vivo. Quindi a paesi molto poveri in Paesi molto particolare, poveri, ma in no? particolar modo un progetto che poi desse modo di seguirlo dall'inizio alla fine. Perché Sì, tante non volte, un puro assistenzialismo, poi esattamente, abbandonato un po' a se stesso. perché tante volte si rischia poi di dare dei fondi a persone che comunque, sebbene abbiano una buona volontà, effettivamente non riesci a verificare poi sul campo dove effettivamente vadano i soldi. Nel 2006, grazie alla conoscenza che avevamo da anni con frate Michael, che tra l'altro è un frate vicentino, veneto. Ecco, Anche frate se, Michael è dei frati francescani, vero? sì, frati Ecco. francescani minori, anche se è italo-americano, ma lui da adozione è sempre vissuto nel Veneto. Lo conoscevamo, abbiamo creato delle manifestazioni con lui e allora abbiamo, parlando, queste cose nascono parlando, abbiamo creato questa associazione assieme a Spirit in Dance, di cui lui è il socio fondatore. Abbiamo creato Abbraccio Company. Abbraccio Company si prefiggeva di raccogliere fondi per poi portarli direttamente in Africa, in loco, nella capitale Bissau, dove i frati francescani hanno ben 6 missioni gestite da una decina di frati, che sono tutti veneto e friulani. Ecco, quindi una piccola comunità molto attiva a livello Esattamente. sociale e religioso di veneti e friulani in Africa, bisognosi davvero di mezzi di qualunque tipo, vero? Dove Mezzi. manca Sì. tutto a livello statale e le uniche cose, scuole, ospedali, pronto soccorso, assistenza sanitaria, vengono gestiti solo dai frati. Noi siamo andati poi nel 2007, abbiamo fatto un viaggio aereo la prima volta, siamo andati lì e ci siamo resi conto che sì, i soldi andavano bene, però effettivamente mancavano tante altre cose. Certo. E in primo luogo mancavano delle apparecchiature sanitarie e nonché i mezzi, perché essendo uno stato abbastanza vasto e poco asfaltato, tra virgolette, quindi tutte strade rovinate dalle piogge, eccetera, eccetera. Sterrate proprio, ancora impervie. Esattamente. Abbiamo deciso, nel secondo viaggio, di portare 4 pick-up fuori strada da donare poi ai frati. E questo viaggio è avvenuto nel 2009.
Ecco, quello è stato il primo viaggio, diciamo, ufficiale dal nome Road to Guinea-Bissau. Esattamente. Vero? Ecco, qui vediamo Road to Guinea-Bissau, le immagini di questo viaggio, vediamo appunto i mezzi, no, in questi territori africani davvero desolati, e qui Siamo leggiamo... partiti dall'Italia, abbiamo attraversato la Spagna, Mhm. scusi, la Francia, la Spagna, poi siamo entrati nell'Africa, abbiamo attraversato Marocco, Mauritania, Senegal, abbiamo fatto un tratto con traghetto e poi siamo arrivati a Guinea-Bissau. Ecco, quanto siete stati poi lì? E lì siamo stati 4 giorni, abbiamo girato un po' le missioni per verificare poi altre cose che mancano, e poi siamo ritornati in aereo e abbiamo donato i mezzi ai frati. Beh, è un'esperienza, vediamo qui le immagini dei bambini sorridenti, sempre gioiosi quando vedono poi le Esattamente. telecamere, molto accoglienti nonostante questa povertà, no, e questa indigenza. Sicuramente lì venite accolti come degli angeli custodi, no? C'è grande I frati hanno detto quando siamo partecipazione. arrivati, la frase che mi ha colpito di più, ha detto: è arrivata la Befana. Ecco, La eccoti, Befana intendevano i dato mezzi, della Befana, certo. perché poi immaginate che siete in un territorio dove manca acqua, luce e gas, dove il locale comunque non ha mezzi di trasporto né pubblici né privati, e la persona che ha bisogno di assistenza medico-sanitaria per andare in un punto gestito dai frati deve farlo a piedi. Sì, tutto quello che noi diamo per scontato qui, lì è oro, cioè Lì è vale oro. davvero oro E i colato. mezzi servivano loro per andare a prendere gli ammalati, le donne in gravidanza, per trasportarsi i medicinali da una missione all'altra e per muoversi loro, perché effettivamente, essendo giù il primo frate che è andato là è nato nel 1950, avevano dei mezzi obsoleti, insomma. Certo, tutto va rimodernato e Esattamente. addirittura insomma comprato ex novo perché manca tutto. E il viaggio l'abbiamo fatto perché spedire i mezzi, a parte la non sicurezza che arrivassero a destinazione, perché ovviamente in Africa è tutto... Lasciato un po' così anche al costava, destino, costava no? molto di più, e loro con 16 volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo siamo partiti e abbiamo fatto questa splendida avventura che, Ecco, fosse possibile, la consiglierei a tutti, insomma. sì, anche dal punto di vista dici umano, no? Specialmente dal Molto punto di vista umano, coinvolgente. specialmente da questo Ecco, qui vediamo il sindaco Flavio Zanonato che ha salutato la partenza, no, dei mezzi, cosa che ha fatto anche Ivo Rossi, insomma, perché l'altro ieri. l'altro ieri, quindi comunque alla presenza delle istituzioni, c'è stato il saluto ufficiale della città di Padova e il buon augurio, insomma, ai viaggiatori, vero? Sono partiti tutti da Palazzo Moroni, davanti a Palazzo Moroni, 6 mezzi carichi di aiuti che verranno appunto portati, sono già in viaggio, Sì, dai volontari e donati ai frati francescani delle 8 missioni della Guinea-Bissau. Sono partiti 24 viaggiatori, leggo qui, vero? sì, 17 via terra più 7 persone che invece arriveranno in arriveranno Guinea-Bissau in in aereo. aereo. Ecco, i 17 viaggiatori via terra appunto condurranno questi mezzi. Li cito perché sono comunque un fatto di cronaca interessante. Un camion, una 4x4, 4x4 come quelli che abbiamo sì, visto, ecco, una corriera, 2 ambulanze, quindi ecco vediamo la partenza, no, qui da Palazzo Moroni che un po' insomma è stata replicata appunto con questa nuova avventura di quest'anno, partiti appunto pochi giorni fa. Allora dicevo, un camion, una corriera, 2 ambulanze, 2 fuoristrada carichi del materiale necessario alle missioni, quindi 60 computer, sì, per cui insomma è importante anche poi per regalati dalla iniziare provincia di Trento, di Trento. Ecco, mentre il pullman è stato donato dalla Polizia di Stato, ecco, qui che vediamo il tragitto dei sì, viaggiatori, insomma dei mezzi, poi attrezzature per sale chirurgiche, studi dentistici veramente fondamentali, motori di ricambio, ma anche giocattoli, vestiti per i bambini, materiale per la scuola e le campane per la cattedrale di Bissau, addirittura. perché poi quando i frati sanno che noi Questo è partiamo, Max Biraghi, questo è scusa? Max Biraghi, Lo sì, conosco, sempre... nostro speaker, Mhm. nonché anche lui è un promotore della raccolta fondi. Bene, quindi mi dicevi Michele, alle campane perché? Perché sono quando i frati sanno che noi stiamo per andare in Africa, ci chiamano, ci dicono: ah, oltre a questo portateci anche le campane, oltre alle campane portateci anche, perché è Come un la modo, Befana, è un po' Babbo esattamente, Natale più che la effettivamente Befana. chiedono quello che hanno bisogno, poi noi, spazio permettendo, cerchiamo di caricare il più possibile. Ecco, vediamo i volti sorridenti e anche così partecipativi e credo soddisfatti di tutti gli attori, no, principali Sì, di sì. questo progetto, che ha coinvolto davvero molte persone, vero Sì, Michele? 2 anni fa 16 persone, poi in questo ultimo viaggio che è partito l'altro ieri
ce ne sono altre 20, 17 in viaggio e 7 che poi arrivano in aereo perché devono arrivare in Africa per installare le apparecchiature nuove che abbiamo portato e poi per verificare l'avvicendarsi, grazie anche alla Croce Verde, di personale che nei mesi a venire si avvicenderanno in luogo perché poi verificheranno tutto quello che serve in base alle esigenze che hanno poi i frati che sono lì o i medici, infermieri che sono stati formati da loro in questi anni che ci diranno di cosa hanno bisogno. Poi diciamo la verità, non ci sono solo le persone che vanno fisicamente in Guinea-Bissau, credo che questo progetto coinvolga a livello organizzativo anche tante altre persone qui da Esattamente, Padova ma o comunque dalle zone sicuramente perché poi l'intera limitrofe. operazione è costata a noi quasi 250.000 euro perché i mezzi Però, sono stati acquistati, il materiale è stato acquistato, in parte donato, in parte acquistato perché ma poi come è comunque avvenuta la raccolta fondi, è Michele? attraverso manifestazioni, abbiamo Mhm. organizzato la Sagra del Pesce, l'abbiamo portata a Chioggia a ottobre in Prato della Quindi Valle, quindi molto dinamismo. sì, 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 poi con le manifestazioni ovvio di Radio Company che raduna migliaia di persone nelle Mhm. piazze, c'è sempre uno stand che spiega un po' l'attività e che raccoglie fondi attraverso e la vendita di simpatici peluche oppure attraverso altre cose che vengono studiate durante l'anno. Che bravi, questo è un bellissimo esempio, no? E mi fa piacere dare anche il sottotitolino di questo progetto, quando la solidarietà diventa una forza contagiosa. Vi siete tutti Esattamente, contagiati a esattamente. vicenda e in periodi di crisi, diciamolo, siete riusciti veramente a raggruppare una bella cifra, no? Tirare su una bella Sì, cifra. poi ovviamente il gruppo fa un po', aiuta un po' Mhm. a creare un po' tutte queste iniziative, fermo restando che non c'è solo l'Africa nell'obiettivo, perché quando è capitata la tragedia all'Aquila del terremoto, assieme alla Croce Verde abbiamo spedito 35 mezzi, Mhm. assieme a un corriere che era allora con tutti i proprietari di furgoni, 35 mezzi carichi di medicinali, Di beni, di insomma, beni di prima alimentari e necessità anche per i necessità. terremotati, quindi grande impegno su tutti i Poi in fronti. occasione dell'alluvione di Padova, Ricordiamo anche i nostri alluvionati, esattamente molti non sono ancora fuori dalle Con la Croce problematiche. Verde i volontari siamo andati una settimana ad aiutare a pulire, a sistemare il primo pronto soccorso diciamo, che abbiamo effettuato nel territorio. Bravi, veramente complimenti perché insomma non è facile trovare, qui vediamo altre immagini, gente che passa così, no, dalla teoria poi alla pratica, cioè via, Sì, proprio effettivamente poi rimboccate le maniche, andate fisicamente sul posto, non è da tutti, c'è chi teorizza, chi poi riesce davvero ad essere molto ci vuole tanto concreto. tempo e tanta costanza perché poi ovviamente noi qua siamo presi dalla nostra quotidianità, dal nostro Bravo, lavoro. ognuno poi ha anche la sua vita, non è facile Esattamente. conciliare le proprie problematiche che ognuno comunque Ma noi ha. bene o male ci siamo riusciti, adesso poi questo è un viaggio che sicuramente porterà a casa altre testimonianze e altre persone che avranno preso coscienza dei problemi, quindi la cosa speriamo semplifichi ancora e continuiamo ad aiutare. Tra l'altro aiutiamo dei veneti francescani che sono lì, che operano per loro, per la popolazione, ma un po' anche per tenere alto Certo, quindi c'è anche un il po' di sano valore. spirito Esattamente, patriottico, diciamo, esattamente, di esattamente. campanilismo con i compaesani veneti. Allora, ricordiamo, perché è molto importante, non l'avevo ancora citato, che il progetto Save Guinea è stato organizzato dall'associazione Onlus Spirit in Dance, vero? Avevo già Sì. incontrato qualcuno dell'associazione anni fa, con lo scopo di portare un aiuto concreto appunto agli abitanti di uno dei paesi più poveri al mondo. E abbiamo già citato il fatto che l'anno scorso, no, nel 2009, in realtà c'è stato Road to Guinea-Bissau, questo è il secondo viaggio di solidarietà di questo tipo, un esempio di come competenza, professionalità e generosità messe insieme possono portare a grandi risultati, che infatti mi hai testimoniato personalmente, vero Michele? Sì. Il viaggio organizzato dall'associazione appunto Spirit in Dance e dal centro missionario francescano Veneto, che è giusto ricordare, vede una forte partecipazione della Croce Verde di Padova, appena nominata, nonché da Radio Company e Radio 80, no? Di cui tu appunto fai Queste sono parte. tutte le componenti che... Ecco, è giusto e doveroso citarle, visto che si sono impegnate davvero in prima linea e penso si impegneranno ancora per molti anni. Da sottolineare la grande professionalità dei partecipanti, vero? Sono tutti volontari, quindi va detto anche questo, no? Sì. Puro spirito di volontariato, in particolare del personale medico dell'associazione Onlus e della Croce Verde. Quanti medici sono partiti al seguito della Sono partiti spedizione? 2 medici Mm. e poi altri si avvicenderanno nel corso dei mesi ad assistere un po' i lavori che verranno iniziati là, perché il prossimo progetto, il prossimo step sarà quello di creare
un padiglione ospedaliero con i volontari che si avvicinano nel posto per poi verificare il susseguirsi delle problematiche. Quindi l'obiettivo è proprio quello di creare un presidio Sì, sì, ospedaliero, giusto? Che sì. adesso non c'è. C'è, ma è gestito ovviamente con le poche cose che hanno, ci sono 2 volontari medici che sono guineensi, che hanno studiato ovviamente in Italia e che adesso adoperano lì in maniera spontanea, però non è che sia un ospedale formato, anche perché poi i Certo. problemi sono tantissimi. Immaginate che solo alla mattina, quando arrivano le donne in gravidanza per fare la vaccinazione, c'è una fila di 300-400 metri sotto il Incredibile, sole, quindi perché c'è un medico magari, c'è un'infermiera che fa la infermieri. vaccinazione con un medico che l'assiste, perché poi ovviamente non c'è niente altro, quindi alla fine è un lavoro immane che qui non Non riusciamo ci neanche a rendiamo capire. neanche conto, davvero, ci Esattamente. si lamenta un po' della sanità italiana, però voglio dire, non ci sono paragoni ovviamente. Ma questi medici che vanno nella spedizione, no? Che stanno adesso fisicamente andando lì, Sì, giusto? sono in viaggio. Quanto dura il viaggio? Questo viaggio dura 12 giorni, Ah, perché a però, differenza di 2 anni fa che c'erano solo mezzi, solo auto, il camion e la corriera ovviamente rallentano molto la marcia, certo, tenendo bisogna... presente che le strade che abbiamo qua, bene o male, le si possono fare una certa andatura. Poi quando si arriva in Africa le strade iniziano a essere tortuose, piene di buche, quindi l'andatura Ecco, cala adesso torneremo notevolmente. anche su questo perché ci sono difficoltà logistiche e anche, devo dire, sociali giù in Africa, ma su Sì. questo voglio tornare. Stavo chiedendo, questi medici, no, che ora sono appunto attualmente in viaggio, quando arriveranno in Guinea-Bissau, faranno anche formazione ai medici locali o daranno una pura assistenza in quei giorni, porteranno i medicinali e andranno Non via? credo ci sia il tempo per fare formazione. Però sarebbe una Faranno cosa... una verifica di tutto quello che c'è, quello che manca, anche se manca tutto, per capire in tempi brevi cosa si può portare per risolvere almeno i problemi principali. Sì, ma come funziona, Michele, a livello di rifornimento, per esempio, di medicinali? Cioè la popolazione è legata sempre a questo assistenzialismo, a questa carità proprio? Sì, sì, sì. Non hanno altre forme di autonomia per Allora i medicinali, i mezzi, gli strumenti proprio medico-scientifici? no, non c'è niente. Non c'è niente, non esiste Quindi la niente. mortalità è altissima lì Altissima. Un bambino su 5 non arriva ai 4 anni di età. e molte donne penso che muoiano anche di parto, no? So Si che in muoiono di Africa parto, non ancora... muoiono per malattie che noi qui non ce ne ricordiamo neanche. Pensiamo che in Guinea-Bissau c'è ancora la lebbra, che è una malattia che tante persone pensano sia estinta nel mondo. Ma Eh lì sì, uno pensa sia una malattia antica, da noi per esatto, fortuna a non c'è Cumura, più. che è la missione più grande che c'è in Guinea-Bissau gestita dai frati, c'è il lebbrosario, ancora adesso Incredibile. nel 2010, e lì è una malattia che comunque si contrae e per Si cui si contrae ma muore. non è curabile lì, come fanno a curarla? È Adesso curabile, la possono alleviare, ovviamente contenere in contenere, se in qualche uno stato modo. avanzato non ci si può fare nulla, però muoiono tutti i giorni per questa malattia. Sì, oltre che lì a livello anche di fame e di sete, cioè c'è anche questo problema della malnutrizione, penso, no? Sicuramente non c'è. Siamo proprio nell'Africa, diciamo, più Diciamo che povera. quando uno arriva in Africa, poi dicono che il mal d'Africa Mm. ti arriva dopo che ci sei stato, quando uno arriva in Africa a terra o arriva con i mezzi, entra in questo territorio, è come entrare in una scena di un film. Cioè tu Tu hai respiri provato questa un'atmosfera, sì, 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 sensazione, Michele, sì, no? Però il mal d'Africa, nonostante questa povertà, questa miseria, questi problemi anche desolanti di questi bambini, ti è venuto lo stesso, cioè sei rimasto sì, sì, suggestionato sì, da questo paese. sì, affascinato, suggestionato e in qualche modo legato perché ti senti sempre in dovere di fare qualcosa. Questo è un Che bel poi grande, messaggio, è un bel grande o messaggio. piccolo il gesto che tu riesca a fare, ovviamente è immane il problema dell'Africa, però Sì, anche una goccia, dico sempre, contribuisce, no, a fare un po' il sicuramente mare. aiutiamo i nostri amici frati a svolgere meglio il proprio lavoro, Ecco, continuiamo a vedere delle immagini che poi risolviamo i molto problemi, questo è significative. impossibile, però alla fine Sì, è un aiuto che deve essere continuativo, cioè non può sì. fermarsi lì, quindi immagino che questi progetti iniziati ancora dal 2005, vero Michele? Ho visto Sì, qui, sì, ancora dal nel 2005 avete 2005 ne iniziato parlavamo, abbiamo iniziato a a mandare, ideare, diciamo, i sì, progetti, poi siete partiti operativamente nel 2009 e credo andrete avanti che poi ancora per anni. paradossalmente l'unica cosa di cui non hanno bisogno sono i soldi.
Sì, perché davvero perché i lì soldi è non è che poi come... che con i soldi vai ad Lì acquistare, non li mangiano i soldi, non gli danno da bere, non non hai curano possibilità di le acquistare, infatti tutto il malattie. materiale, tutte le strutture, tutto quello che serve viene inviato dall'Italia. Mhm, Loro hanno costruito, continuano a costruire degli asili, delle chiese, e il mhm. materiale arriva dall'Italia con dei container. Pensate che non c'è una tratta mercantile, quindi la nave che porta i container è la nave di un conoscente, di un amico che fa una cortesia, per cui si paga solo il viaggio del container, e arriva dall'Italia, e poi dall'Italia arrivano anche i volontari, quindi Quindi falegnami, elettricisti, muratori in pensione che partono, dedicano un mese della loro bravi. vita e vanno in Africa a costruire, ad aiutare i frati a Avere una realizzare. mobilitazione, una sinergia enorme, Sì, sì, grandissima. E tra l'altro voglio sottolinearlo, queste persone, i viaggiatori, no, che vanno in Guinea-Bissau affrontano anche un tragitto che non è proprio privo di pericoli, no? Perché leggo qui dalle mie informazioni, il percorso del viaggio è lungo e impervio, in sì, quanto prevede l'attraversamento di regioni a rischio, non dimentichiamo che l'Africa è un paese caldo politicamente, il Marocco che sta ribollendo, quindi ben più che caldo, qua proprio ribollendo, mi dico. L'ex Sahara spagnolo che da tempo ha uno status incerto, la Mauritania è da sempre minacciata dai predoni, il Senegal dove è in atto la rivolta regionale separatista in Casamance. Ecco, diciamo che c'è anche un'esposizione a pericoli proprio a sì, livello ovviamente, personale. ovviamente anche per assicurare un po' i familiari che Sì, poi... no, ecco, adesso non volevo creare allarmismo, però volevo non dare per scontato No, non è l'impegno anche facile, però fisico di noi prima queste di muoverci persone. ovviamente abbiamo contattato il Viminale, abbiamo fatto delle riunioni a Roma, quindi Mhm. siamo seguiti e monitorati giorno per giorno, abbiamo mosso un po' tutte le autorità locali grazie alle ambasciate e grazie anche alla Chiesa che con i nostri amici che sono di stanza in Africa hanno un po' preparato il nostro arrivo, il nostro passaggio. Bene, quindi siete attesi, ma tu non sei andato quest'anno perché sennò, No, oppure quest'anno non li sono andato perché avevo raggiungi? degli impegni lavorativi che non mi consentivano di tornare giù, anche Ecco, perché poi alla fine è giusto che ci ogni si anno ci sia alterni. ricambio, perché Mm, poi la gente deve essere coinvolta anche a livello personale per dar modo di toccare con mano. certo. Poi è andato giù il presidente di Abbraccio Company, che è Marco Zanini, è andato giù Mhm. Stefano Martinelli, che è in rappresentanza della Polizia di Stato per quanto Anche riguarda... loro coinvolti nel Sì, progetto, vero? Anche la responsabili Polizia di sono Stato. anche della sicurezza del viaggio, insomma. Ma poi tra gli altri nomi una curiosità mia, perché penso sia proprio lui, un mio amico e collega giornalista, Renato Malaman. Sì, Ecco, me lo confermi che è inviato proprio del mattino. Renato, inviato del mattino. Allora, per Quindi c'è un qualche aggiornamento giorno. costante sia sul mattino di Padova sia su Radio Company, dove Max Biraghi al pomeriggio si sente Allora mi telefonicamente. farò raccontare da Renato Malaman questa sua esperienza così coinvolgente, no? Vedo che il ritorno è previsto per il giovedì 3 marzo 2011. Sì, Quindi grande accoglienza e penso saranno tutti lì, no? Familiari, amici e persone coinvolte ad attendere un riscontro che sarà, insomma, mi immagino positivo come il primo viaggio, no? Che ha portato comunque un grande sicuramente, successo, un ritorno economico, un ritorno in termini pratici per questa popolazione, no? Ecco. sicuramente, sicuramente. Bene, allora il lampeggio rosso mi dice che abbiamo finito il tempo a disposizione. Io ti ringrazio Grazie a Michele e voi, davvero in bocca al lupo, complimenti grazie, per questa grazie. iniziativa perché hai veramente dimostrato di essere molto coinvolto anche a livello umano e questo ci ha trasmesso delle Ma energie perché vi ho positive. partecipato e quindi Ecco, ovviamente... parli per testimonianza diretta. Esatto. Allora aspetterò notizie, così anche il ritorno del mio amico Renato Malaman come inviato del mattino, poi leggerò, penso, fior fiore di articoli appunto sul Mattino di Padova. Grazie, in bocca al Grazie a lupo voi, per tutto. Amici, salutiamo il caro Michele saluto. Ruffato e lo ringraziamo di essere stato qui nel nostro salottino. Io vi lascio per la pubblicità e vi aspetto con un altro ospite e un altro interessante argomento. A tra poco.